Prime risposte da parte di Carlo Giacobini sui primi due quesiti posti. Sulla questione che non è indifferente, quella del famoso credito informativo che esiste in termini statistici, in termini di documentazioni sulla disabilità. Io non premetto che proprio da un punto di vista tecnico non sono convinto che la questione si risolvesse con il censimento, che è strumento delicatissimo in cui ogni variabile genera una serie di problemi. Di questo aspetto Marco probabilmente se lo ricorda, se ne è parlato la prima volta nel 99 alla conferenza nazionale sulla disabilità, la prima promossa, e era stato dato un incarico a Istat di mettere assieme, di unificare le fonti documentari e statistiche, e Istat stesso si è trovato di fronte a un guazzabuglio tale, soprattutto legato alle sovrapposizioni a persone presenti in due, ma si è trovato soprattutto di fronte a uno dei maggiori problemi che ci troviamo un po' tutti quanti quando pensiamo ad agevolazioni, pensiamo a un servizio, pensiamo ad attivare una nuova iniziativa, pensiamo anche alla 162. Nella normativa italiana esiste una collezione farraginosa di definizioni rispetto alla disabilità, alla menomazione, alla minorazione, alla menomazione civile, alla minorazione, all'invalidità generica, all'invalidità specifica, semispecifica, lavorativa, alle persone con disabilità, alle persone con ridotta capacità motoria o con effettiva grave limitazione della capacità motoria, e avanti fino ad arrivare a persone a bassa responsività. Cioè troviamo di tutto. Il legislatore inventa una definizione di sana pianta in funzione del beneficio che deve attivare. Poi per definire e per individuare quello status, quella connotazione, la rispondenza a quella definizione, il cittadino deve impazzire. Per questo non basta il certificato di invalidità civile al 100% con impossibilità a svolgere gli atti quotidiani della vita, no! Devi andare a chiedere anche il certificato di handicap in situazione di gravità. E se hai necessità dell'insegnante di sostegno, devi avere una certificazione che dica che hai una situazione di handicap con connotazione di particolare gravità per poter andare in deroga a e giù. Accertamenti su accertamenti, revisione al 18° anno d'età, ovvio, revisione a campione, revisione nonostante ci sia una malattia stabilizzata ma che non dà diritto all'indennità di accompagnamento. Abbiamo una tale complicazione definitoria che è impossibile ricavarne in base anche ai riconoscimenti che per nulla sono inseriti in un database informatizzati. Non credeteci quando vi raccontano che INPS ha tutte le informazioni sugli invalidi civili, non credeteci, perché ha solo il numero di codice fiscale di tutti e a dove spedire la pensione. Ma dal 2010 in qua esiste solo il 20% delle procedure informatizzate, e oltre agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi, ci sono gli invalidi di guerra, ci sono ancora le vittime civili di guerra, gli invalidi sul lavoro, gli invalidi per servizio, le invalidità pensionabili INPS, le invalidità pensionabili INPDAP, eccetera. Non lo sappiamo. Non sappiamo quante teste, quante pensioni, quanti problemi e quante necessità ci sono. Nonostante tutto questo, nonostante una persona venga vista da quando nasce, se ha una sindrome di Williams, dopo morte, perché si possono fare gli accertamenti anche post mortem invocati dai genitori sugli atti documentali, nonostante tutto questo ci vengono a dire
è necessario un accertamento straordinario di situazioni invalidanti e giù 800.000 controlli. E nonostante questo non sappiamo ancora, come diceva giustamente il signore, quanta gente viene a cena. E queste sono risorse sprecate che potrebbero essere utilizzate in un altro modo, medici sottratti alla loro attività. E nonostante questo significa avere giacenti, dati della Corte dei Conti, 365.000 cause relative solo alle provvidenze di invalidità civile. Ma dal 1° gennaio cancelliamo tutto, anche in termini di contenzioso, e sostituiamo il tutto con l'accertamento tecnico preventivo, in cui sarà possibile agevolare il cittadino, in cui tutte le attività peritali saranno presenziate da INPS e in cui dovrete solo anticipare le spese di accertamento tecnico preventivo. Grazie. Chiedo a Vittorio Pelligra di invece intervenire sull'altra domanda. Sì, no, giusto una parola a proposito dell'idea di sviluppo, no, a cui si è fatto più volte riferimento. Ma dobbiamo stare un po' attenti, a mio avviso, sulla metrica che usiamo per misurare lo sviluppo, no? Abbiamo detto prima che i diritti sono dei costi anche, quindi, ma spesso sono dei costi che ripagano se stessi anche, quindi noi investiamo nella tutela di un diritto, pensate il diritto all'istruzione, che ritorno ha in termini economici, in termini di maggiore produttività o semplicemente nella capacità di provvedere ad una vita dignitosa alle future generazioni. Questo è un punto, però c'è anche una trappola dietro questo ragionamento, cioè il fatto di monetizzare l'efficacia degli interventi, cioè il fatto di misurare esclusivamente in termini monetari il livello di sviluppo. Allora, se noi continuiamo, e questo lo dico da economista, se noi continuiamo a utilizzare il PIL come misura di sviluppo o il costo o il calcolo costi-benefici come misura di efficacia di un intervento, abbiamo certo una misura che però è assolutamente grossolana, cioè spesso mistifica la realtà. Perché fate questo esempio, prendete in considerazione questo fatto, in termini di PIL fa più PIL un soggetto istituzionalizzato che non per esempio un bambino, lo stesso minore che sta a casa sua accudito dai genitori, una famiglia che magari ha adeguatamente sostenuta con interventi pubblici. Perché? Perché costa di più istituzionalizzare un bambino e quindi mette in giro più denaro e quindi fa più PIL, ma deve essere il bambino a dirmi che quello è il modello di sviluppo più adatto, no? Non basta il calcolo economico. La mia impressione è che in termini di benessere, se ragioniamo in termini di benessere non di PIL, di produzione appunto di ricchezza monetaria, in termini di benessere quel modello di sviluppo è un modello di sviluppo fuorviante. Ed è interessante che si sta iniziando a percorrere questa strada, cioè una strada nella quale si ragiona non più e non solo in termini di creazione di ricchezza monetaria, ma in termini di benessere integrale delle persone, il che significa principalmente, per non dire quasi esclusivamente, in termini di fioritura umana, che significa la creazione di una rete di relazioni soddisfacenti per le persone, che determina una parte molto grossa del benessere delle persone. Quando nei plus o nei piani di zona, nella scheda per ogni misura, alla fine si prevedono gli indicatori di risultato, cioè quelle misure attraverso le quali si può dire che quella determinata politica ha avuto effetto oppure no. Bisognerebbe prevedere indicatori soggettivi, cioè bisognerebbe andare a chiedere alle persone che hanno usufruito di quella misura se sono soddisfatte oppure no dei risultati ottenuti. Per questo la coprogettazione, la coproduzione e la covalutazione ha senso, perché è il metodo più efficace che noi abbiamo al momento per tagliare sui bisogni reali e modellare sui bisogni reali quelli che sono i nostri interventi.
Solo questo, grazie. Grazie a te. Allora facciamo un ultimo giro prima di andare con le conclusioni, un ultimo giro di domande, non so se, poi chiedo anche ovviamente al segretario regionale di fare un intervento. Allora, mi chiamo Piero Congiu, sono un dipendente regionale e ho un genitore disabile al 100%. Volevo dire, constatato che molti scienziati definiscono che chi accudisce un disabile al 100% fa un lavoro usurante, appartengo alla generazione dei baby boomers, sono del 1961 e mi chiedono di andare in pensione a 68 anni, ma io ci arriverò alla pensione, punto interrogativo. Secondo, ho visto dalle tabelle che avete mostrato prima che aumentano in maniera esponenziale i piani di quella legge 162 e ho constatato dalla precedente riunione che è stata fatta in questa sede che ci sono anche delle economie presso i comuni. Volevo sapere, visto che ci sono stati 2 anni di tagli, quante persone hanno rinunciato a questi piani, perché le cifre sono così minime che tolgono dignità all'essere umano, quelle cifre sono quasi insolenti, dico. Secondo luogo, bisognerebbe veramente fare un'indagine statistica per sapere quanti sono gli anziani, perché molte famiglie neanche chiedono, fanno improprio e io sono a conoscenza di diverse famiglie. Secondo luogo, quando mai ci hanno chiesto se siamo soddisfatti dei piani? Quando mai? Io dal 2005 che faccio piani e ho visto un taglio al 50% dei piani in questo periodo. In questi ultimi 2 anni. E non, cioè, dalle constatazioni rilevo che sì, mi dicono siete tanti, come facciamo a soddisfare tutti? Okay. Molte cose neanche mi ricordo. Grazie. Poi. Grazie. Vorrei concludere così. Grazie mille. La parola ha chiesto